Un deposito su due elevazioni di oltre 2000 metri quadrati di casalinghi in contrada Carlino a Canicattì è andato completamente distrutto dopo un incendio divampato nella serata di ieri e domato dopo oltre 10 ore. Uno degli oltre 20 vigili del fuoco intervenuti a causa di un'esplosione è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo. Le sue condizioni non sono gravi, tanto che ha ricevuto una prognosi di 5 giorni ed è stato subito rimandato a casa. Le fiamme nel deposito all'ingrosso della ditta di Natali Group si sono sviluppate ieri sera intorno alle 21, qualche ora dopo la chiusura della ditta che commercializza detersivi, prodotti per la casa e per l'igiene personale. Le cause del rogo sono ancora incerte, i danni invece ammontano a diversi milioni di euro. Sono in corso le indagini dei carabinieri, ma dalle prime indiscrezioni pare che non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Inoltre nessuna forzatura alle porte d'ingresso al locale. Insomma, sembrerebbe che a causare il rogo sia stato l'errore umano, di qualche impiegato magari ieri sera al momento della chiusura. Molto probabilmente qualche cortocircuito. Le indagini si preannunciano comunque molto complesse. I periti sono già al lavoro per capire fino in fondo cosa sia successo.